Coach Pozzecco, ben ritrovato. L'estate si è bruciata subitissimo, anche perché hai avuto modo di lavorare per preparare questo roster. L'abbiamo detto in conferenza stampa, una novità, almeno per l'Italia di questi ultimi anni, 8-4, idee chiare, americani forti, nucleo, famiglia. Cosa possiamo aggiungerci, Gianmarco? Hai detto tutto. Ma condivisione, ecco, questo è un altro termine che a me piace, condivisione, il fatto di vedere dei giocatori coinvolti, non veramente solo professionali, ma giocatori che abbiano la voglia, la volontà di costruire qualcosa insieme. Ecco. Parto dal presupposto che spesso nel mondo dello sport i giocatori possono essere considerati dei buoni professionisti, ma poi magari anche un po' disinteressati o almeno non così strettamente legati a quello che succede, no? Fanno il loro allenamento, la loro partita, se vincono sono contenti e se perdono sono dispiaciuti. Invece secondo me dobbiamo riuscire a costruire un qualcosa che sia un po' più emozionante, emozionale, no? Il fatto di avere dei giocatori che vogliono crescere insieme, che vogliono che la squadra cresca, che i risultati migliorino, che le performance migliorino, quindi che si sentano anche poi direttamente responsabili con quello che succede a 360 gradi all'interno di una squadra di pallacanestro. E non solo, noi ti abbiamo sentito più volte parlare dei tuoi giocatori come se fossero dei figli, e questo ci ha dato davvero grande consapevolezza che oltre il coach in primis c'è l'uomo, e l'uomo lo ha dimostrato sul parquet. Si piange, si ride, si scherza, si lavora duro, però poi alla fine l'obiettivo deve essere, come dicevi tu, condiviso e comune. Cosa vedi in questo prossimo campionato, che poi tra le altre cose sembra essersi livellato verso l'alto, 17 squadre, qualcosa di estremamente più complicato dal punto di vista anche logistico? Sì, rispetto al fatto di considerare questi giocatori solo ed esclusivamente giocatori è sbagliato. Di considerarli figli magari forse sarà un po' esagerato per qualcuno, ma purtroppo per me non ho figli e quindi un po' la vivo così. Ho un gatto e, e anche lui lo tratto come un figlio. Parto dal presupposto che sia per certi versi per me necessario, no? Avere un rapporto di un certo tipo con loro. Ed è così, punto. Poi per quanto riguarda il campionato sì, è estremamente più complesso. Ci sono le squadre forti, si sono rafforzate, le squadre secondo me magari sulla carta l'anno scorso più deboli lo sono molto meno quest'anno rispetto all'anno scorso, e soprattutto c'è una programmazione diversa. Secondo me le squadre sono, come dire, un po' meno condizionate dal mercato estivo, ma sono un po' più, come dire, fatte con una certa logica, e quindi questo secondo me migliorerà di molto la maggior parte delle squadre. Tante squadre hanno confermato la maggior parte dei loro giocatori, questo secondo me io l'ho sempre considerato un vantaggio, e quindi sarà più complicato, ecco, sarà più complicato non perdere. Buon viaggio coach! Grazie, meno male che non guidi più tu l'autobus, ciao.